Salve a tutti carissimi. Oggi volevo tornare a parlarvi dei 10 segreti di Medjugorje, ricordando che saranno rivelati all'umanità 3 giorni prima del loro verificarsi da un sacerdote scelto da Miriana. Ricordiamo che i primi 3 segreti di Medjugorje sono degli avvertimenti che verranno fatti al mondo per invitarlo alla conversione. Nel corso del terzo segreto verrà lasciato un segno visibile sul luogo delle apparizioni attraverso il quale si cercherà di dare la prova definitiva della veridicità delle apparizioni stesse. Di questi 10 segreti si sa dunque che i primi 3 sono degli ammonimenti, delle ammonizioni, e che il nono e il 10° segreto sono particolarmente gravi. Si tratta di castighi molto pesanti inflitti all'umanità per i peccati commessi. Il 7° segreto è stato mitigato grazie alla preghiera, alla penitenza, ai digiuni, a cui la Vergine Santa invita di continuo con i suoi messaggi, sostenendo come attraverso di essi, preghiera, digiuno, penitenza, si possano allontanare le guerre e sospendere le leggi naturali. Purtroppo però è chiaro che nonostante la buona volontà di tanti credenti, questi segreti non potranno essere revocati. La punizione dell'umanità sarà inevitabile, perché è chiaro che la conversione non potrà mai riguardare il mondo intero. Ci saranno sempre delle persone che persevereranno nella loro condotta malvagia e peccaminosa. Quindi il castigo potrà essere mitigato sicuramente dalla preghiera, dalla penitenza, ma non potrà in alcun modo essere evitato. Dopo il primo avvertimento, ricordiamo che seguiranno gli altri 2, il secondo e il terzo, ad un periodo, con un lasso di tempo molto molto breve, quindi non passerà molto tempo tra il primo e il secondo avvertimento, il secondo e il terzo. Verrà lasciato un breve lasso di tempo agli uomini per convertirsi, soprattutto dopo il primo avvertimento. La Vergine invita ad accostarsi con urgenza al sacramento della riconciliazione. Invita ad aprire i nostri cuori a Dio. Miriana in questi anni ha ricevuto non soltanto l'apparizione della Vergine, ma anche molte vessazioni o comunque tentazioni da parte di Satana, che in più di un'occasione ha invitato Miriana a rinunciare alla Madonna, lo ha invitato a seguirlo, perché seguire la Madonna è un percorso, una strada, una scelta molto difficile. La Vergine infatti ci invita a percorrere un cammino fatto di rinunce, che alla fine però ci apre la porta della vera felicità. Invece il demonio ci invita a percorrere un cammino fatto di felicità, di spensieratezza, di godimento della vita, che alla fine ci porta alla perdizione. Miriana chiaramente ha sempre scelto di seguire la Vergine, incurante di tutte le persecuzioni, di tutte le sofferenze
che seguire la via del bene, la via della fede, avrebbe comportato per lei come per tutti gli altri credenti. La Vergine in più di un'occasione ha chiesto scusa a Miriana per il disturbo arrecato da Satana e ha confermato che Satana un giorno si è presentato davanti al trono di Dio e ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo e che Dio ha permesso a Satana di mettere alla prova la Chiesa per circa un secolo, e in particolare il periodo di tempo che va dal XX secolo al XXI secolo, quindi dal 1900 a questa prima parte degli anni 2000, e quindi questa primi 50 anni del XXI secolo è un secolo che è totalmente sotto il potere del demonio. Ma la Madonna ha detto a Miriana che quando saranno compiuti i 10 segreti che sono stati affidati ai veggenti, il potere di Satana verrà distrutto. La Madonna ha detto che già adesso Satana incomincia a perdere il suo potere e per quello è diventato aggressivo, proprio perché sa che gli è rimasto poco tempo. Quindi si dà da fare per distruggere i matrimoni, per sollevare le discordie, soprattutto tra i consacrati, per creare ossessioni, assassini. La Madonna invita tutti a proteggersi con la preghiera e col digiuno, soprattutto invita alla preghiera comunitaria. Invita ciascuno di noi a portare e indossare dei simboli benedetti e anche a metterli nelle nostre case e a riprendere l'uso dell'acqua benedetta. In occasione della festa dell'Assunzione del 15 agosto del 1985, Miriana ha ricevuto questo messaggio dalla Vergine Santissima, la quale ha detto: figli cari, oggi vi benedico, ve lo ripeto, vi voglio bene, vi invito a vivere i miei messaggi. Oggi vi benedico con una benedizione solenne che mi ha concesso l'Onnipotente. Miriana, angelo mio, prega per i non credenti. La gente si strapperà i capelli, il fratello supplicherà il fratello, maledirà la sua vita passata, vissuta senza Dio. Si pentiranno, ma sarà troppo tardi. Ora è il tempo della conversione. Sono passati così tanti anni da quando io vi sto esortando. Pregate per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Invitate tutti a recitare il Santo Rosario. Sia lodato Gesù. I credenti sono i miei figli. Io soffro tanto per loro. Non sanno cosa li aspetta. Dovete pregare di più per loro. Pregate per i deboli, per gli infelici, per gli abbandonati. Io vi benedico, figli miei. Poi, il 2 novembre del 1985, è accaduto un fatto molto importante. Durante l'apparizione, Miriana ha abbassato la testa ed è diventata molto triste. I suoi occhi si sono riempiti di lacrime. Quando le è stato chiesto il motivo della sua tristezza, il motivo di quel pianto, Miriana ha detto: la Madonna
mi ha fatto vedere per la prima volta lo svolgersi della prima ammonizione, del primo segreto. È un avvenimento molto, molto pesante, per questo sono triste. Ho visto una terra desolata, un grande sconvolgimento in una regione del mondo. Per questo ho pianto. Allora ho chiesto alla Madonna: perché così presto, Vergine Santa? E com'è possibile che Dio abbia un cuore così duro? E la Madonna mi ha risposto: nel mondo ci sono troppi peccati. Aiutatemi, figli miei, ricordatevi che vi amo. Dio non ha il cuore duro. Guardati attorno e vedi che cosa fanno gli uomini, di che cosa sono capaci gli uomini, e allora non dirai più che Dio ha un cuore duro. Guarda quanti peccati ci sono e capirai quanti sono quelli che vengono in chiesa, nella casa di Dio, con rispetto, con una fede solida e l'amor di Dio. Molto pochi. Questo è un tempo di grazia e di conversione. Dovete sfruttarlo bene. Oh sì, in questo periodo vi saranno concesse molte grazie per indurvi alla conversione, e poi inizierà un periodo di grande purificazione, di una purificazione molto dolorosa per tutta l'umanità, e dopo il segno visibile, alla fine di tutto, ci sarà l'incontro con mio figlio Gesù Cristo.